In un'Italia che si trasformava, l'anno 1974, parte l'avventura straordinaria della Mazzocco Trasporti, da una piccola realtà a conduzione familiare e una presenza stabile nel panorama dei trasporti. Benvenuti nel mondo di Venerino e Lorenzino, 50 anni di passione e di sfide. Ciao Venerino, ciao Lorenzino, com'è nata l'idea di fondare questa azienda? Pensa, 2 anni prima mio papà aveva il camioncino del paese e stavano facendo dei lavori sull'Argine del Po e io ho cominciato i primi passi su quel cambio lì. Guarda caso una sera sono venuti dei famosi camionisti di Contarina, che allora erano il top del movimento terra, e le sera portavano il camion a casa mia. Una sera mi sono messo sotto il camion, che loro avevano il camion tanto più grande del nostro, ho detto un giorno uno di questi camion sarà mio. Nasce da un'idea di Venerino, però a un certo punto arriva Lorenzino. Mio fratello, dopo il diploma di perito meccanico, è andato 8 mesi a Milano per il lavoro che aveva studiato e mi ha detto: Venerino, questo non è il mio lavoro, se vengo a casa compriamo un altro camion. All'inizio quali erano le grandi sfide da superare? Era un po' il nostro territorio che era condizionato, che l'economia girava solo dal punto di vista agricolo e quindi avevamo una buona prospettiva per i lavori stagionali, però il riempimento di tutto l'anno e solare, quella era la sfida, trovare il lavoro per tutto l'anno. Quando è stata la svolta? A Chioggia siamo entrati in un gruppo di camionisti che lavoravano a Chioggia e Marghera e lì abbiamo capito che come il mondo industriale. 50 anni, sicuramente ci sono stati dei momenti impegnativi che vi hanno messo alla prova. Come siete riusciti a superarli? Sì, ci sono stati dei momenti difficili, anche perché il nostro lavoro è un po' rischioso. Abbiamo avuto un incidente importante, anzi io personalmente, però li abbiamo superati con volontà, dedizione e credendo sempre che di facile. E noi perché abbiamo sempre puntato che bisogna arrivare alla fine. Chi sono state le persone chiave che hanno contribuito alla crescita di questa azienda? Per noi un elemento importante sono state le nostre mogli, prima, e soprattutto i figli che si sono inseriti in maniera grintosa e che ci credono fino in fondo. Hanno cominciato prima mio figlio e dopo i figli di mio fratello e loro hanno seguito veramente il progresso dell'azienda. Quali sono i valori e i caposaldi che vi hanno sempre guidato? I valori importanti è la dedizione, l'onestà e quello ci ha permesso di ampliarsi. Ripetereste tutto quello che avete fatto? Ah sì, ma io sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, sì, i nostri figli, e rifarei tutto. A un certo punto la Mazzocco Trasporti si espande. Da dove comincia questa espansione? Abbiamo avuto l'opportunità di acquistare 10.000 metri di terreno e un capannone a Mesola. Dopo una decina d'anni abbiamo avuto l'opportunità qua vicino a casa di acquistare un altro capannone di altri 3.000 metri di terreno che ci permette di fare logistica e nello stesso tempo officina. Ad oggi la vostra flotta di quanti camion è? Sono 60 camion che girano. E il vostro mercato è esclusivamente italiano o anche estero? Anche all'estero. Si è aperta una finestra per il nostro servizio appunto con il trasporto delle merci pericolose all'estero, che è la Germania, poi l'Austria, in Macedonia. Un punto di riferimento comunque rimane sempre la Lombardia, perché anche a Milano abbiamo un piazzale che ci permette di essere presenti. E non ci siamo mai scordati delle aziende del nostro territorio. C'è un collante nella vostra azienda che è importante, dietro le quinte, che si chiama Elena.
Cosa rappresenta Elena per voi? Elena rappresenta che se c'era qualche incomprensione, come tutte le famiglie, e che magari qualche discussione, noi siamo ancora abituati che alla domenica mangiamo tutti assieme e questo è quello che ci dà la forza per vincere qualsiasi ostacolo. I prossimi 50 anni come li festeggerete? Se saremo ancora qua, che saremo ancora qua, se non siamo in persone fisiche, saremo con la nostra anima, con i nostri ragazzi. Si parla di una buona stella sempre, oppure si parla anche di qualcuno che ti segue anche se non c'è. Chi è la vostra buona stella? Io e Lorenzino abbiamo un'anima che ci segue sempre in qualsiasi istante. Dall'alto i nostri genitori ci guardano, papà Angelo e mamma Pierina, che la loro anima è sempre presente tra di noi.